Sulle note della celeberrima canzone, inno ufficiale ormai del calcio Padova, ma quando torno a Padova comincia una nuova stagione qui al Palagozzano, cari amici, ben ritrovati su Calcio Padova TV, nuova stagione del campionato di C1 che vedrà il Padova tra i protagonisti, ma lo vorremmo anche vedere vincente e magari con qualche pensiero in direzione Serie B. Di fronte a noi, seduto proprio di fronte alla nostra postazione, il presidente Arisi, al quale abbiamo anche chiesto se le intenzioni sono queste. La risposta è stata un po' evasiva, ma ovviamente non manca l'entusiasmo attorno a questa formazione biancoscudata che vuole salire di categoria e inizia oggi affrontando la formazione del Cosmos 9, formazione neopromossa, ha vinto l'anno scorso i playoff del campionato di C2, quindi si è meritato la promozione in C1 e quindi parte un po' come outsider, formazione che si è anche rinforzata con l'arrivo addirittura di Caffè Parise, ex giocatore del Petrarca, quindi altri giocatori di rilievo nella formazione ospite. Anche il Padova però ha cambiato molte le partenze, a partire da Maddalosso, che è finito a giocare in Serie B nel Villorba, poi Secchieri, anche lui in Serie B nel Pro Patria San Felice, formazione emiliana, poi cessione c'è anche di Ballarin al Murazze, Gallimberti che si è svincolato e anche Scotton. Però ci sono anche i nuovi arrivi, fra i quali Celin, Meggiorini, Faggin e Rasula. È quasi tutto pronto quindi per dare inizio al nuovo campionato di C1 per il Padova Calcio a 5. I signori arbitri si danno un'occhiata e poi si parte. È iniziato in questo momento il campionato, il nuovo campionato del Padova Calcio a 5, formazione che questa sera si schiera con la casacca nera. In completa tenura bianca invece il Cosmos 9. Altra novità che è quella che vede Alberto Rodriguez non più giocatore allenatore, ma soltanto allenatore a partire da quest'anno. L'età avanza anche per lui e ha pensato di appendere le scarpe al chiodo. Ma entriamo subito in cronaca diretta con questa rimessa laterale di Crepaldi con Capitan Carraro, l'appoggio in avanti in direzione di Mattia Vettore, che non riesce a raccogliere. Due under in campo, Mattia Vettore e Edgar Chames subito dal primo minuto. Buono qui il recupero di Carraro, che poi sbaglia l'appoggio su Crepaldi. Ne può approfittare quindi il Cosmos 9, formazione vicentina, per riprendere il gioco. C'è un tentativo di tiro addirittura dal fallo laterale da parte di Guarise, con palla colpita male che termina ampiamente addirittura in fallo laterale. Riparte il Padova con Mattia Vettore, il tocco per Crepaldi, quindi Chames fa girare il pallone. Padova che deve tentare di sbloccare il risultato al più presto per mettersi al riparo da eventuali sorprese. Ancora Capitan Carraro in possesso di palla, si chiude bene comunque il Cosmo, che poi recupera anche il pallone con Oini. C'è un fallo fischiato a Chames, che era andato in contrasto su Oini. C'è il calcio di punizione quindi per il Cosmos, tra le proteste dei giocatori biancoscudati, ricordiamo in casacca nera questa sera. Palagozzano riempito già da questa prima serata del nuovo campionato. Sono sempre fedelissimi i tifosi biancoscudati che arrivano qui il venerdì sera per seguire la formazione del Padova. Anche questa sera, nonostante si tratti della prima giornata e l'avversario sia una neopromossa, l'affluenza del pubblico è lo stesso notevole. C'è una deviazione di Vettore con palla che finisce in calcio d'angolo. Ezazzuri che va
alla battuta, chiama uno schema, poi l'appoggio va all'indietro, un tentativo di tiro. Ogini ancora, Ogini, attenzione, giocatore pericoloso, assai abile, poi c'è l'uscita di Androni e mette il pallone in calcio d'angolo. Altra novità di quest'anno, che anche nel campionato di C2 è stato introdotto il tempo effettivo, quindi ad ogni interruzione il tempo verrà stoppato e si giocheranno 20 minuti effettivi, non più la mezz'ora come negli anni precedenti. C'è ancora un errore in fase di costruzione da parte del Padova, con Chames che tentava di servire Carraro, il passaggio era fuori misura e allora ne approfitta ancora Ezarzuri, viene attaccato però, la respinta lunga poi dell'estremo difensore del Cosmos 9, con palla lasciata andare sul fondo da Androni. Riparte Crepaldi, Chames, giocatore che si è messo in evidenza già l'anno scorso, guizzante, riesce a mantenere il possesso di palla, poi l'appoggio su Carraro che non trova compagni, è costretto a dare all'indietro per Crepaldi. Ancora Chames in possesso palla, guizzante come sempre, giocatore che sa trovare i varchi anche quando gli spazi sono molto ristretti, grazie al suo scatto bruciante sulla breve distanza. Ancora Carraro per Crepaldi, l'appoggio su Chames, pallone ancora fatto girare all'indietro. Crepaldi, Carraro, Vettore prova il tiro da lontano, ribattuto, riparte il 9, attenzione all'appoggio di Guarise che viene attaccato da Mattia Vettore che recupera bene il pallone, poi Guarise in extremis riesce a recuperare, a metterci una pezza, però ne scaturisce un calcio d'angolo ancora per il Padova in fase d'attacco. Buono il pressing di Mattia Vettore che è riuscito a conquistare palla e poi anche questo calcio d'angolo. Crepaldi, ancora Vettore, lo scambio non riesce, palla però termina fuori per la rimessa che spetta sempre al Padova, con Chames che appoggia il pallone a terra, lo scambia con Crepaldi, ancora Chames, buono lo schema con Carraro che prova a girarsi, non trova però lo spazio per andare al tiro. L'ultimo tocco è il suo, palla quindi che può essere rimessa in gioco dal portiere del Cosmos. Buon lavoro adesso di Mattia Vettore, siamo in 3 contro 2, poi però l'azione viene rallentata, poi Crepaldi, Chames, ancora Chames all'indietro per Carraro, pallone che poi c'è l'intervento del primo arbitro, il signor Giuriola di Rovigo, che ha visto un fallo. Il secondo arbitro invece è Zorzi di Castelfranco Veneto. Si riprenderà quindi con un calcio di punizione a favore del Cosmos 9 con Guarise. Il tocco laterale per Martini, capitano della formazione vicentina, poi Ezarzuri, lancio in avanti a cercare Ogini che non può scattare perché il pallone è troppo lungo. Chames allora riparte dopo il tocco di Androni, ancora Chames, guizzante, scivola, poi non riesce a mantenere il possesso di palla, poi recupera il pallone, ancora Chames, bravissimo Caparbio, dopo un paio di rimpalli è riuscito a mantenere il possesso palla per darlo poi a Carraro, quindi Mattia Vettore, quindi Crepaldi, ancora Luca Carraro, Crepaldi, Mattia Vettore attaccato forse falosamente, gli arbitri non intervengono giudicando l'intervento regolare. Può ripartire la formazione, attenzione Ogini, l'uscita di Androni a valanga, bravo Androni a chiudere lo spazio a Ogini che è assai abile nel liberarsi, poi una stretta di mano fra i due, uscita davvero a valanga di Androni che in questi casi non ci pensa mai due volte, si butta alla disperata pur di chiudere di impedire la conclusione all'avversario. C'è una rimessa laterale per il Cosmos, pallone messo in mezzo, ribattuto però, e allora può ripartire Chames che adesso è velocissimo, bravissimo Chames, tutto per tutto, un grandissimo pallonetto con pallone che termina fuori di poco, grandissima azione di Chames che anche in questo caso ha messo
in evidenza tutte le sue grandi qualità. Scatto repentino, bruciare l'avversario sul tempo, ancora Chames, guardate, Chames, c'è la possibilità di mettere al centro, il tocco poi non riesce, reclama anche un fallo Chames, gli arbitri non sono d'accordo, concedono la rimessa alla formazione del Cosmos. Pallone per Ogini, attenzione a Ogini che mantiene il possesso palla, poi gira il pallone dalla parte opposta dove si fa vedere ancora Parise, anzi Guarise, poi attenzione, è pericoloso, poi un pallone che viene ribattuto da Chames con palla che termina in calcio d'angolo. La rimessa che aspetterà quindi al Cosmos con Guarise. Pallone di Guarise dato in mezzo, un pallone che arriva sporco tra le mani di Androni che riesce a smanacciarlo via. C'è un intervento arbitrale, vediamo che il primo arbitro Giuriola va a richiamare proprio Alberto Rodriguez indicandogli di non avvicinarsi troppo alla linea laterale. Vediamo che insiste nelle proteste anche Rodriguez. Attenzione a Ogini, intanto il gioco ripreso, l'uscita di Androni, c'è la possibilità di servire Mattia Vettore, non scatta il contropiede, quindi Crepaldi, Carraro, Chames, ancora Crepaldi, sempre il solito quintetto in campo. Attenzione Mattia Vettore, adesso potrebbe girarsi e andare al tiro, e grossissima occasione con pallone che sfiora il montante, e quindi seconda grande occasione per il Padova dopo quella di Chames. C'è quest'altra di Mattia Vettore con palla che sibila al lato di pochissimo. La rimessa in gioco, forse c'è un fallo di Ogini, se ne accorge il secondo arbitro, giustamente Ogini aveva spinto alle spalle Crepaldi, nulla di fatto, quindi si riparte con una rimessa in gioco per il Padova con lo scambio fra Crepaldi e Carraro, quindi Mattia Vettore, ancora Crepaldi, quindi Chames, Vettore che punta Parise, Vettore prova ad andarsene, poi dà all'indietro su Chames, Carraro, pallone scodellato in mezzo, finisce però tra i piedi di Guarise. Adesso il Caffè Parise, nuovo acquisto, dicevamo, punto di forza del Petrarca che l'anno scorso si è guadagnato e meritato la promozione in Serie B. Carraro per il Padova alla rimessa, quindi Crepaldi, Vettore prova ad andarsene, viene fermato da Battistella, allora è costretto adesso dopo la battuta a dare all'indietro per uno dei nuovi acquisti, Rasula, Danilo Rasula. Attenzione intanto a Crepaldi, pallone, gol, ed è gol, ed eccolo qua il primo gol stagionale del Padova, lo mette a segno Mattia Vettore dopo un'ottima azione di Crepaldi sulla sinistra, cross al centro, deviazione del portiere, ma il pallone è rimasto lì e Vettore non ha avuto difficoltà a mettere in rete. 1-0 per il Padova al quinto minuto e mezzo di gioco effettivo nel primo tempo. Il gol di Mattia Vettore. Ancora un fallo intanto. Si riprenderà quindi con un calcio di punizione a favore del Padova, che adesso ha sbloccato il risultato. Questo era l'importante in questo avvio di partita. Abbiamo intanto Crepaldi sul pallone, indica ai compagni la messa in atto di uno schema. Infatti l'appoggio è su Chames, lo schema era anche buono,
pallone che è finito a Vettore, che non è riuscito però ad andare alla conclusione. Riparte il Cosmos con Oliverio che si trascina il pallone fuori. Crepaldi, Vettore, ancora lui, punta al centro, poi prova ad andare al tiro, colpisce troppo dal basso verso l'alto, pallone che va a finire oltre le vetrate, però buona questa iniziativa di Mattia Vettore. Padova quindi che sblocca il risultato. Vicino a me Stefano Volpe, l'opportunità per scambiare due chiacchiere. Allora, innanzitutto quelli che possono essere i programmi di questo Padova Calcio a 5, siamo anche un po' stanchi della C1, noi vorremmo qualcosa di meglio. Sì, anche perché innanzitutto buonasera a tutti, anche perché l'anno scorso c'è stata la vittoria del campionato del Petrarca, per cui insomma il Padova, come si suol dire, è rimasto al palo, è stato superato dall'altra compagine cittadina. Ricordiamo che il primo anno il Petrarca aveva rischiato la retrocessione e invece l'anno scorso con grandi investimenti ha raggiunto la Serie B. E cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo comunque di divertirci, già ci stiamo divertendo, però sì, quantomeno di fare qualcosa in più. L'hanno detto in maniera più o meno esplicita comunque che i playoff sono l'obiettivo e quindi insomma speriamo che li raggiungano. Ma a parte che c'è stato anche un grosso livellamento, essendo se n'è andato il Petrarca che era la squadra più forte l'anno scorso, come dicevi te, poi altre squadre che adesso non ci sono più, c'è stato un po' il livellamento del girone, di questo girone di C1. Intanto vediamo che c'è stato un fallo su Ciames, nulla di fatto per quanto riguarda gli arbitri, e quindi l'obiettivo playoff quello è scontato, è il minimo che si possa ottenere, no? Non c'è niente di scontato nello sport, e anche perché sulla carta c'è stato il livellamento, però soprattutto in queste categorie bisogna prima aspettare le prime 4-5 giornate di campionato per capire le reali forze delle squadre. È veramente difficile fare un pronostico, certo diciamo che sembra alla portata questo obiettivo playoff. Padova che l'anno scorso disputò un girone di andata fantastico, addirittura per un breve tratto è rimasto anche primo in classifica e ci aveva un po' illuso tutti. Speriamo che quest'anno insomma possa dare di più e appassionare ancora di più lo splendido pubblico che sempre riempie il Palagozzano. Tanto c'è stato un tentativo di Parise che non si è inteso con Oliverio. Pallone che termina sul fondo per la rimessa in gioco di Androni, il tocco su Rasula che è uno degli nuovi acquisti, quindi Alberto Grigio che è entrato nel frattempo, poi Paperini, cambiato tutto il quintetto di base, adesso è entrato anche Varotto. Grigio, l'appoggio su Paperini che viene però anticipato ma recupera ancora Grigio, quindi Rasula, buono il pallone su Varotto, quindi lo scambio ancora Paperini-Grigio. Paperini riesce a mantenere, anzi no, il pallone termina fuori, quindi l'arbitro che è lì a due passi, Giuriola, interviene per decretare la rimessa in gioco a parte del Cosmos. Il risultato, mentre ci stiamo avvicinando alla metà di questo primo tempo, vede il Padova in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Mattia Vettore al quinto minuto di gioco effettivo. Rasula in possesso di palla, si fa vedere Grigio, ancora Rasula all'indietro, ancora Paperini, Grigio attaccato da Caffè Parise, poi un pallone dato in mezzo, attenzione perché ne approfitta il Cosmos che potrebbe andare al tiro con Crestani, è bravo Varotto a chiudergli il varco, piccola disattenzione da parte del Padova in questo caso. Parise in possesso palla, pallone poi per Freires, ancora Parise prova la conclusione, viene fermata da Paperini che poi scodella in avanti ma finisce per restituire il pallone agli avversari con Parise che viene poi attaccato molto bene da Varotto e quindi contropiede con Alberto Grigio, e poi l'intervento in scivolata da parte di Crestani che per poco non rischia anche l'autogol, ma permette al Padova di andare a battere un altro calcio d'angolo.
e quindi di riportarsi in zona d'attacco con Rasula, quindi Grigio, ancora Rasula, pallone in mezzo, Paperini ancora per Varotto con il tiro che viene messo in calcio d'angolo dal portiere Borotto. Decimo minuto di gioco effettivo che si sta quasi per concludere, il pallone all'indietro per Androni che prova il tiro da lontano e poi attenzione alla ribattuta con Borotto che tentava di sorprendere Androni che si era spinto oltre la metà campo con questo pallonetto lunghissimo, ha alzato troppo pallone ed è andato a toccare il tetto del Palagozzano e quindi gioco fermato con pallone che viene restituito anche da Rasula. Paperini però riconquista palla, poi è Parise che ci mette il fisico e impedisce a Paperini di proseguire l'azione. Intanto Cosmos che viene ancora in avanti con Oliverio, fermato da Paperini, il pallone però è stato messo fuori proprio dal giocatore del Cosmos, quindi ancora Androni adesso può ripartire dopo il tocco di Rasula. Androni per Grigio, buono il pallone in avanti per Paperini, fermato però dal solito Caffè Parise, giocatore d'esperienza. Può ripartire il Cosmos che adesso sta tentando una reazione dopo il vantaggio del Padova. Intanto c'è un fallo da parte di Oliveiro. Su Rasula che fa un po' da regista difensivo. Rasula, questo nuovo acquisto del Padova. Rasula che è arrivato quest'estate dal Mellaredo. Altre novità per quanto riguarda il Padova: è cambiato anche l'allenatore in seconda, che adesso è Andrea Rozzato, è cambiato anche il preparatore dei portieri Riccardo Rossi e anche il preparatore atletico Carlo Toso, tutti nuovi tecnici a seguire il Padova calcio a 5. Attenzione intanto ad Alberto Grigio che prova la bomba ma se l'ha respinta, ancora pallone messo in mezzo, è Parise che salva, può ripartire il Cosmos con questo errore però da parte di Freires che nel tentativo di dare all'indietro a Parise mette invece in calcio d'angolo per il Padova. Grigio, pallone in mezzo, intercetto però Oliverio, qualche disattenzione di troppo a parte la formazione vicentina, comunque buon per il Padova che può venire in avanti con Rasula ancora. Grigio, Rasula, ancora Preatoni, è entrato in campo nel frattempo al posto di Varotto, quindi c'è un fallo di Parise, protestano i sostenitori di fede vicentina provenienti da 9. Fallo che a nostro avviso c'era. Calcio di punizione quindi ancora per il Padova, 8 minuti e 40 mancano al termine del primo parziale. Paperini sul pallone davanti alla porta, Preatoni e Rasula. Tanto vediamo il pallone ancora per Preatoni messo in mezzo, poi cincischia un po' in difesa il Cosmos, pallone messo fuori. C'è un time out chiesto dal tecnico del Cosmos Nicola Farronato, vuole mettere un po' d'ordine evidentemente tra i suoi giocatori, quindi time out di 1 minuto, diciamo, quindi buona partenza per il Padova questo gol, poi un altro paio di occasioni con Ciames e con Vettore, insomma un buon Padova fin qui.
Sì, poi Rodriguez ha fatto ruotare tutti gli uomini, spicca poi l'assenza di Rodriguez, adesso tu sei anche più informato di me, però da quello che ci risultava non dovrebbe essersi ritirato dal calcio a 5 giocato, per cui credo che lo dovremmo vedere ancora in campo. Già nelle ultime partite dell'anno scorso, le ultime 2 partite, aveva solo diretto dalla panchina. Non so se quest'anno glielo chiederemo, se quest'anno abbia deciso di appendere le scarpette al chiodo. Però no, da quello che mi risulta forse magari adesso sta impostando una squadra in sua assenza, ma magari alcune partite scenderà ancora in campo. Aspetta, non è che si è cambiato? No, ho visto male, sembrava. Però Rodriguez alla sua età non ha più lo sprint, però devo dire che comunque dal punto di vista tecnico è sempre un bel vedere, sia dal punto di vista tecnico che tattico, sempre al posto giusto, vede anche la giocata prima e comunque a questo livello, anche se sei lento, anche se non sei più brillante, fa comunque la differenza. Beh, comunque stanno ben impressionando anche i nuovi acquisti, a cominciare da Rasula, che ci sembra un ottimo giocatore che sicuramente ha rinforzato il reparto difensivo e anche il reparto in fase di costruzione del gioco. Androni, questo lancio in avanti che viene però riconquistato il pallone dal Cosmos, che poi lo spreca. Ancora Androni con le mani, questa volta su Paperini, si fa vedere Rasula, pallone all'indietro per Grigio che lo mantiene in campo, ancora Paperini. Preattoni, anzi Rasula non riesce però a girarsi, quindi Alberto Grigio, ancora Grigio, palla che allora, attenzione, errore proprio di Rasula con Ogini che prova poi il tiro da lontano, stava recuperando bene Preattoni su di lui, ha accelerato la conclusione Ogini, ha colpito davvero male, ha messo il pallone fuori. Nessun problema quindi per Androni che può tranquillamente riprendere il gioco. Paperini, Grigio, pallone scagliato in avanti, non c'è però l'opportunità di andare all'attacco, quindi ancora Battistella per il Cosmos, pallone all'indietro di Martini e poi c'è l'intervento dell'arbitro per questo passaggio all'indietro. Calcio di punizione quindi che spetterà al Padova, buona opportunità per andare a creare le occasioni per il raddoppio. Mette a terra il pallone Alberto Grigio, si piazza tutto davanti alla porta la formazione del Cosmos e intanto viene chiesto un altro time out, questa volta da Alberto Rodriguez, cartellina alla mano, evidentemente deve dettare nuovi schemi per come sfruttare anche questo calcio di punizione. 7 minuti e 42 secondi mancano al termine del primo tempo, 1-0 il risultato, il gol di Mattia Vettore al quinto di gioco, ma altre occasioni sono fioccate a favore del Padova che fin qui non ha corso eccessivi pericoli tranne che in un paio di disattenzioni. Padova che adesso ha tutte le intenzioni di trovare anche la via del raddoppio per mettere un po' più tranquillità ai propri giocatori. Tanto è già ritornato in campo la formazione del Cosmos e si è già piazzata anche a schierare una barriera proprio sulla linea di porta. Sul pallone posizionato a pochi metri ci va Alberto Grigio, vedremo se tenterà la conclusione direttamente in porta o proveranno uno schema i giocatori del Padova. Alberto Grigio, il tocco per Paperini e gol! Il gol di Alberto Grigio, il 2-0, ottimo davvero lo schema, ha fintato la conclusione diretta, poi invece lo scambio con Paperini che ha restituito palla proprio ad Alberto Grigio che da centro area non ha avuto difficoltà a mettere in rete. E quindi il Padova che raddoppia al 12° minuto di questo primo tempo con Alberto Grigio. Ancora Paperini, adesso si esibisce un bel
palleggio. Ancora Grigio, autore del secondo gol. Crepaldi che è rientrato in campo, poi Preatoni. Attenzione a questi palloni dati in orizzontale piuttosto rischiosi. Crepaldi, Paperini, il pallone per Androni che fa un po' da quinto uomo in questo momento, poi Paperini, Crepaldi, l'appoggio, ancora lo scambio con Grigio, si fa vedere anche a Preatoni, poi ancora Grigio, pallone toccato da Battistella per il Cosmos. L'arbitro dice che si è trattato di un fallo di mano. Protestano ancora i tifosi, i sostenitori del Cosmos. Calcio di punizione quindi per la formazione biancoscudata, in casacca completamente nera questa sera. Poi Paperini controlla bene, si gira anche, pallone che è sul destro, che non è il suo piede, e poi c'è il fallo di Paperini commesso ai danni di Martini. Attenzione perché è il terzo fallo del Padova, mentre il Cosmos ne ha già commessi 5, di conseguenza dal prossimo fallo ci sarà i tiri liberi per il Padova. Rientra intanto l'autore del primo gol, Mattia Vettore. Esce Alberto Grigio che è l'autore del secondo gol. Padova in vantaggio 2-0, 6 minuti e mezzo di tempo effettivo al termine del primo tempo. Calcio di punizione per il Cosmos 9, alla battuta ci va Martini, tocco su Battistella, ancora Martini, passaggio su Ogini, poi controlla Guarise. Pressing alto del Padova con Preatoni che impedisce alla formazione vicentina di venire in avanti, ma c'è la rimessa laterale ancora con Martini. Buono l'intervento di Crepaldi che recupera il pallone, siamo in 3 contro 2, Paperini, il pallone per Vettore che non riesce però ad indirizzarlo verso la porta. Buon contropiede del Padova, altra occasione quindi sfumata, quindi Martini. Ogini, attenzione, è un buon tiratore, poi bravo Preatoni a riconquistare il pallone, punta dritto verso la porta, viene fermato da Battistella, poi c'è un fallo commesso da Martini su Crepaldi e c'è anche il cartellino giallo per Martini, capitano del Cosmos, e quindi si andrà al tiro libero perché si tratta del sesto fallo di squadra commesso dal Cosmos, e quindi, come vi dicevo prima, altra opportunità per il Padova di arrotondare il risultato. Siamo a 5:57 al termine del primo tempo ed è ancora Mattia Vettore sul pallone. Abbiamo Rodriguez che gli chiede proprio di prendere più rincorsa, a partire da molto più lontano, e così fa infatti Mattia Vettore che si appresta al tiro. Parte Mattia Vettore, la bomba, la respinta del portiere, poi ancora il tentativo da parte di Crepaldi, e quindi bravo il portiere Borotto ad uscire a valanga, a chiudere lo specchio della porta a Vettore. Risultato quindi che non cambia, rimane sul 2-0 a favore del Padova. Attenzione adesso a Battistella, poi l'intervento di Preatoni, poi Vettore, lo scambio all'indietro per Carraro, quindi Preatoni, attenzione a perdere palla lì, è pericoloso, attenzione infatti il pressing adesso alto è del Cosmo, poi Crepaldi che è costretto a sparacchiare via per non correre rischi. 5 minuti e 20 al termine del primo tempo. Ogini, e quindi
Freires, ancora Ogini. Freires viene attaccato da Vettore, quindi mette il pallone in fallo laterale. Torna a scaldarsi Chames, pronto al rientro, quindi Cosmos con Ogini, sempre spalle girate alla porta, e quindi non riesce ad andare alla conclusione. Ancora bravo Preatoni qui ad intervenire e costringere Guarise all'errore. Palla quindi che torna tra i piedi dei giocatori del Padova, con Crepaldi, Carraro, Crepaldi e poi Androni che si fa vedere, esce dalla propria porta. Ancora Androni, prova il tiro e poi anzi è un ottimo assist in direzione di Vettore, che prova la girata al volo, colpisce un po' sporco, pallone che termina sul fondo. Ancora Ogini, viene attaccato da Crepaldi che gli porta via il pallone, quindi Vettore, si fa vedere Carraro, ottimo il tocco, poi l'intervento di Freires con palla che termina ancora fuori. 4 minuti e 30, 2-0 per il Padova. Crepaldi alla battuta, rientra Chames. Ancora Crepaldi che sbaglia questa volta, però attenzione che può ripartire Crestani, pallone messo in mezzo, nessun pericolo per Androni. E quindi Carraro, attenzione, ancora un altro errore con questi passaggi in orizzontale. Crepaldi è costretto a mettere il fallo laterale. Chiama lo schema 2 Guarise per il Cosmos, poi sbaglia Freires, nulla di fatto quindi. Quindi Androni costretto allo scatto sull'appoggio di Crepaldi. Ancora Androni, buono il pallone scodellato in avanti per Vettore. C'è l'intervento di Crestani che impedisce a Vettore di entrare in possesso di palla. Esce Ogini per il Cosmos, rientra Oliverio. Ancora pallone messo in avanti, è Mattia Vettore che viene forse ostacolato, ma può ripartire il Cosmos con Guarise, poi l'appoggio su Freires. Freires tenta un numero, alla fin fine non ci riesce. Poi ancora Guarise, l'appoggio su Oliverio. Crestani, ancora Oliverio, Crestani all'indietro per questo tentativo di tiro, buono questa volta da parte di Freires, ma Androni non si fa sorprendere. Rientra Rosula, intanto lo scambio è con Chames, pallone che termina fuori, ma la rimessa aspetterà ancora al Padova. Carraro, Vettore, buono l'appoggio su Chames che poi tenta un numero che non gli riesce per l'intervento di Freires. Quindi attenzione Carraro, Mattia Vettore prova a sfondare, viene fermato da Guarise. E poi abbandona il campo e lascia spazio a Caffè Parise. Quindi Androni, buono pallone in avanti per Paperini che prova con il tacco, una deviazione improbabile, buona comunque l'intenzione. Crestani per il Cosmos, Parise, pallone in mezzo ancora per Freires, poi tenta uno scambio con Oliverio che non riesce. Scorrono i secondi, adesso mancano 2 minuti e 31. Ancora Androni, prova il lancio lungo a cercare Paperini che tenta la deviazione di testa in anticipo su Parise. Bolotto per il Cosmos, pallone in avanti però fuori direzione, non può intervenire Oliverio. La rimessa per Rosula del Padova.
quindi Carraro, buon pallone, peccato che sia uscito oltre la linea laterale. L'intenzione era quella di servire Chames, che si stava involando qui sulla fascia proprio sotto la nostra postazione. Intanto la rimessa in gioco che spetta al Cosmos 9 con Freires, Parise, ancora Parise in avanti per Oliverio, attenzione, opportunità per Freires, palla colpita malissimo e termina ampiamente sul fondo. Nulla di fatto, 2 minuti ancora da giocare. Rosula che deve combattere, perde palla, attenzione a Parise, si cercava di servire al centro Oliverio, rimessa laterale per il Cosmos, ancora Oliverio, anzi Parise che lascia scorrere il pallone fuori, la rimessa ancora per Parise, all'indietro per Crestani, quindi Freires dalla parte opposta, il Padova si chiude bene, non lascia varchi, impedisce alla formazione vicentina di rendersi pericoloso, recupera palla poi Carraro, quindi Paperini che è l'ultimo a toccare per la rimessa in gioco di Parise, quindi Oliverio, Freires, Crestani prova a girarsi, viene attaccato anche da Carraro che riconquista palla e poi il tentativo di servire Chames non riuscito, quindi attenzione Freires, il tiro con pallone che termina alto. Ritorna in campo anche Barotto, Paperini controlla 3 contro 2 per il Padova, ma riesce a chiudersi il Cosmos e poi il pallone che viene deviato ed è costretto a fare gli straordinari Borotto su questa deviazione. Il pallone si stava infilando proprio nell'angolino, è riuscito il portiere del Cosmos a gettarsi sulla propria sinistra e a deviare in calcio d'angolo. Ancora Carraro, Androni, poi il pallone per Paperini prova a far tutto da solo, riesce anche ad andare al tiro, buona conclusione, parata però da Borotto, quindi Oliverio, pallone per Crestani, fermato da Carraro, quindi Freires, ancora Freires cerca di attirare su di sé l'attenzione dei difensori del Padova, poi Oliverio, attenzione Oliverio, è bravissimo Androni in questa sua uscita, chiude bene, si butta sulla destra e devia il pallone in calcio d'angolo. 39 secondi al termine del primo tempo, ricordiamo gioco effettivo, pallone in mezzo, poi Parise, bomba, ancora Androni, non si fa la possibilità adesso dell'ultima azione con Rosula, buon pallone per Varotto, pallone in mezzo, poi scivola Paperini, peccato, sfuma una buona opportunità per il Padova, possibilità di andare in contropiede, è mancato l'ultimo passaggio. 28 sono i secondi che mancano. Parise, lancio lungo in avanti dove non c'è nessuno, controlla tranquillamente Androni, pallone per Grigio che è rientrato in campo nel frattempo, poi Varotto, quindi Rosula, ancora Varotto, Perini, Varotto, Grigio tenta di far proseguire in direzione di Paperini, poi attenzione al lancio lungo e poi scade il tempo, quindi il fischio finale di questa prima Padova 2 Cosmos 9-0 e a risentirci pochissimo per il secondo tempo. Squadre di nuovo in campo per questo secondo tempo del primo match della nuova stagione del nuovo campionato di C1. Padova in vantaggio dopo il primo tempo per 2-0 sul Cosmos 9 grazie alle reti messe a segno da Mattia Vettore al 6° minuto e da Alberto Greggio al 12°. 2-0 quindi per il Padova, un buon inizio, anche se
come in altre occasioni abbiamo imparato, bisogna sempre stare allerta. Adesso ci si attende la reazione del Cosmos, ricordiamo neopromossa nel campionato di C1, ha vinto i playoff l'anno scorso in C2, guadagnandosi quindi la promozione. Padova che invece gli obiettivi, ha altri obiettivi, cioè quelli di qualificarsi in primo luogo per i playoff finali, ma chissà anche con un pensierino un po' più in alto. È cambiato molto, come dicevamo prima della partita, ci sono state alcune partenze di rilievo come quella di Secchieri e Madalosso, che sono andati a giocare con squadre di Serie B, e poi sono arrivati anche nuovi giocatori, a cominciare da Rasula, che abbiamo visto già impegnato nel primo tempo ed è stato anche una buona impressione. Tanto vediamo c'è un piccolo bisticcio fra Grigio e Guarise in questo avvio. Deve intervenire il primo arbitro Giuriola di Rovigo, mentre il secondo arbitro, ricordiamo, è Zorzi di Castelfranco. Calcio di punizione per il Padova in casacca nera con Carraro, quindi Varotto, Paperini, poi non si intende, malinteso con Varotto, palla che termina fuori, Caffè Palise che va a battere la rimessa in gioco per il Cosmos. Buono l'intercetto da parte di Varotto, pallone per Grigio che poi li mette in mezzo, ancora Varotto, mischia, poi riesce a liberare la difesa del Cosmos. Parise mette ordine, pallone in avanti, ma conquistato ancora da Paperini, quindi Carraro ancora Paperini, e poi il tiro un po' sporco da parte di Paperini con il sinistro, pallone che termina fuori. Riparte il Cosmos, Padova è in pressing alto con Parise che tenta lo sfondamento, poi si arrabbia anche con Crestani per non aver seguito l'azione. La rimessa spetta poi ancora al Cosmos, proprio con Parise, quindi Oliverio, pallone intercettato con Grigio che lo mette fuori, ma l'ultimo tocco è di Oliverio e quindi la rimessa che spetterà alla Padova con Carraro che dà all'indietro per Androni, lancio lungo a cercare Grigio, ottimo il controllo, poi recupera su di lui Oliverio, poi Parise, ancora Oliverio che si porta il pallone in una zona un po' pericolosa, poi Oliverio, dribbling riuscito, Parise lancia in avanti, controllo, poi Paperini che riconquista il pallone, Paperini potrebbe adesso dare al tiro e c'è la deviazione provvidenziale da parte di Freires, che poi riparte anche in contropiede il pallone per Crestani. Attenzione al tiro di Crestani con pallone che sibila a lato di pochissimo, sfiorando il montante, con Androni battuto. Grigio adesso, l'azione è già ripartita con Alberto Grigio, quindi all'indietro per Carraro, Grigio, Carraro, Varotto, pallone fatto girare. Padova deve stare attento a queste reazioni del Cosmos che prova a riaprire la partita. Carraro controlla bene e poi dà in mezzo per Varotto e sarebbe stato un gol bellissimo, tentativo di pallonetto di Varotto, colpo sotto a scavalcare il portiere, ma sfortunatamente il pallone gli è terminato fuori. Grande occasione quindi per il Padova al terzo minuto di questo secondo tempo con Varotto ben servito da Carraro. Parise controlla, mette in movimento Oliverio, poi pallone ancora indietro per Parise, passaggio in avanti a cercare Crestani che viene ostacolato da Varotto. La rimessa infatti è del Padova perché l'ultima deviazione è stata di Crestani che adesso esce lasciando il posto a Battistella, quindi Crepaldi. L'attacco di Oliverio, Crepaldi per Alberto Grigio, ancora Grigio, lo scambio tentato con
Carraro. Rientra Ogini per il Cosmos, giocatore pericoloso in fase di attacco. Parise è in difficoltà, è costretto a mandare in avanti. Attenzione a Battistella, l'uscita di Androni, il rimpallo che poi è vincente per il Padova, con Androni che mette il movimento grigio, il pallone ancora per Crepaldi, quindi all'indietro deve impegnarsi nella rincorsa proprio Crepaldi, che poi però sbaglia l'appoggio su Carraro. Proprio i due giocatori più esperti del Padova in questo frangente non si sono capiti, e quindi Battistella per il Cosmos, quindi Freires. Ogini, sbagliato l'appoggio, poi Carraro, ancora Ogini però recupera. Ogini tenta di servire Freires, Ogini di sinistro, tiro che termina alto, nulla da fare per il Cosmos che le sta un po' provando tutte, ma Padova che anche si fa sorprendere in certe occasioni, certi errori non si devono commettere. Crepaldi, Carraro, si riparte, prova a rimanere alto il Cosmos, quindi Vettore fermato questa volta. Battistella può andare al tiro, attenzione a Battistella, colpisce malissimo. Palla che termina abbondantemente fuori. Grigio, Crepaldi, Carraro tenta un lancio lungo ancora su Grigio, c'è l'intervento di Battistella, quindi Freires, ancora Freires in possesso di palla, si fa vedere Parise. Parise prova la conclusione, c'è il tocco di Androni che mette la palla oltre la traversa. Calcio d'angolo quindi per il Cosmos, sempre 2-0 però il risultato a favore del Padova, con Parise alla battuta dall'angolo, prova a mettere in mezzo e vediamo, intanto i 4 secondi erano già trascorsi, dice l'arbitro, e quindi viene invertita la rimessa in gioco. Androni che appoggia su Carraro, quindi Mattia Vettore prova la deviazione al volo, viene spinto via da Parise. Ancora Parise, possesso di palla. Freire, buon gioco di gambe. Quindi Battistella, attenzione a Battistella, viene fermato dal recupero di Vettore, poi c'è un mezzo bisticcio fra Crepaldi e Battistella, l'arbitro li richiama entrambi verbalmente, si arrabbia anche Rodriguez dalla panchina. Crepaldi, Mattia Vettore, Crepaldi, ancora Vettore, Carraro, c'è anche Rosula in campo adesso, eccolo qui in possesso di palla proprio in questo momento, quindi Carraro, Rosula ancora su Carraro, palla troppo lunga che attraversa tutto il campo e termina sul fondo. Se ne sono già andati quasi 6 minuti di questo secondo tempo, il risultato non è cambiato, 2-0 per il Padova. Ogini all'indietro per Parise, Parise ancora prova a colpire da lontano, c'è una deviazione che per poco non metteva Ogini davanti alla porta in condizioni di fare gol. La rimessa che spetta ancora al Cosmos 9, formazione dell'Alto Vicentina. Ancora c'è un errore di Freires che forse a volte vuole strafare nei suoi giochi di gambe. Rosula, Androni, il lancio lungo a cercare Crepaldi, c'è il colpo di testa di Parise a mettere fuori
ed entra intanto anche Marco Celin, un altro dei nuovi acquisti del nuovo Padova di quest'anno. Marco Celin con il numero 8. Crepaldi, Rosula indietro per Androni che prova ad andare al tiro, addirittura Androni sfiora il gol. Sarebbe stata una grande prodezza del portiere del Padova, un gran tiro da lunga distanza alla smanacciata di Borotto, pallone che è andato oltre la traversa, ma davvero occasionissima per il Padova. Bravo Androni in questa occasione a diventare attaccante da portiere qual è. Non riesce a mantenere il pallone in campo Ogini e quindi Crepaldi. Rosula, eccolo qui Celin, Vettore prova a puntare Parise, non riesce però nel suo intento. Prova a ripartire il Cosmos con Ogini, l'uscita poi di Androni, bravissimo, poi sbaglia Vettore, riconquista palla Freires, Ogini adesso è tutto solo davanti alla porta, ma ancora una volta è bravo Androni nelle sue uscite spedicolate, bravissimo Marco Androni come sempre. Non è facile superare l'estremo difensore del Padova in queste occasioni, perché è molto abile a gettarsi tra le gambe dell'avversario, a chiudergli ogni specchio della porta. Attenzione, ancora Ogini e poi c'è un fallo forse, reclamano i tifosi del Cosmos, forse era stato agganciato Ogini. Ne scaturisce solo un calcio d'angolo per la formazione di 9, con Ezarzuri alla battuta, quindi ancora Freires prova ad andarsene, bravo Celin a chiudere. Quindi Freires, bravo Celin, chiude ancora una volta. Quindi Guarise, ancora Guarise, attaccato da Celin che lo spinge via, quindi Freires, Rosula non lo lascia passare, poi riconquista palla Rosula, buon pallone per Celin che sbaglia completamente la conclusione di piatto. Buona opportunità per il Padova, bravo Rosula qui a recuperare ancora una volta e poi un buon pallone in mezzo per Vettore, prova a battere direttamente in porta, questa volta è Borotto, bravo a chiudere Rosula, ancora per Celin, Crepaldi bravissimo a far filtrare questo pallone, Vettore che prova a girarsi, viene fermato, allora Guarise può ripartire per il Cosmos, pallone mandato in avanti, deviato da Crepaldi in fase di chiusura, ci sarà una rimessa laterale ancora per il Cosmos 9, rientra intanto Martini, esce Freires, pallone in mezzo, attenzione, e poi Chames ancora, Chames, attenzione, prova ad andarsene, far tutto da solo, bravissimo Chames, e poi manca il pallone buono all'ultimo secondo, poi c'è un fallo su Chames e quindi si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Padova, che è ancora in vantaggio per 2-0, siamo quasi alla metà del secondo tempo.
sul pallone Chames che poi si allontana, lascia a Carraro, il capitano, quindi Celin, ancora Carraro, ancora Celin che non riesce però a mettere in mezzo dove si era fatto vedere Rosula, e poi Carraro prova da lontano, il pallone viene ribattuto, ancora Carraro però recupera, quindi Chames che è costretto a dare all'indietro. Bravo Chames, non vuole correre rischi, preferisce dare all'indietro, poi Androni sbaglia questa volta il rinvio. Chames stavolta perde palla Chames, e poi Rosula, un buon pallone ancora per Celin e riesce il terzo gol del Padova, terzo gol del Padova con Celin. Marco Celin quindi sigla il suo gol, il 3-0 per il Padova. Molte proteste da parte dei giocatori e dei tifosi del Cosmos, perché l'azione forse era iniziata con un fallo a centrocampo commesso dai giocatori biancoscudati. Molte proteste che continuano ancora qui dagli spalti. Fatto sta che siamo sul 3-0 grazie alla rete messa a segno da Celin. Ancora un fallo, questa volta di Varotto. Sono molto arrabbiati i tifosi del Cosmos qui vicino alla nostra postazione a bordo campo, protestano vivacemente nei confronti dell'arbitro reo di non aver fischiato un fallo a centrocampo commesso dai giocatori del Padova, che poi sullo svolgimento dell'azione ne è scaturito il terzo gol del Padova. Attenzione Ogini, ancora Androni dice di no. Ogini all'indietro, quindi pallone che però esce, Martini non riesce a mantenerlo in campo e allora Carraro si appresta alla rimessa in gioco, pallone fatto girare, ancora Carraro, poi è costretto ad un rinvio affrettato sul pressing alto di Erzazzuri. E poi Androni che recupera, pallone buono per Varotto, e poi viene ammonito Androni che si era lasciato andare ad un gesto nei confronti di un avversario, niente di che a nostro avviso, forse un po' troppo fiscale l'arbitro in questa occasione, che ha ammonito Androni per le sue intenzioni più che il fatto in se stesso. Androni che dopo aver rinviato il pallone con le mani ha mandato a quel paese un avversario, ma semplicemente con un gesto, come tanti se ne fanno in campo, e l'arbitro non ha gradito, è intervenuto, ha fermato l'azione estraendo il cartellino giallo e andando ad ammonire quindi l'estremo difensore del Padova. Ma la rimessa è ancora per i biancoscudati in casacca nera, poi Chames che prova a girarsi, viene fermato questa volta, ancora Cosmos che prova a ripartire, non riesce però ad imbastire la manovra in maniera adeguata. 10° minuto quindi che scocca in questo momento, quindi siamo esattamente alla metà del secondo tempo. Ancora Androni che manda in avanti, Ogini però in fase di recupero, poi però è Varotto bravo a recuperare la sfera, ma anche Ogini che supera la metà campo adesso,
dall'indietro poi in direzione di Guarise, quindi Erzazzuri, pallone in mezzo, ancora Guarise e poi Martini. Viene fischiato un fallo in favore del Cosmos, si susseguono i campi, rientra anche Battistella, è proprio lui che andrà alla battuta. Battistella pronto, prende la rincorsa, la finta e poi il tocco su Martini, nulla di fatto. Allora Borotto per il Cosmos che rilancia in avanti, pallone che termina tranquillamente tra le braccia di Androni. Ancora Celin, autore del terzo gol del Padova. Ancora Celin, prova ad andare in avanti e poi viene spinto via, e poi ancora bisticciano Battistella e Celin, ne nasce una mischia. Piccola baruffa, gli arbitri sono costretti ad intervenire, vediamo, però non ci sembrano intenzionati a prendere provvedimenti nei confronti di alcun giocatore. Ci sarà comunque il calcio di punizione a favore del Padova con Carraro alla battuta. Carraro parte il suo tiro cross, pallone che esce indietro per Ciames, Preatoni, Carraro, Preatoni indietro per Androni, poi il tentativo di servire Varotto, la rimessa per il Padova con Ciames ancora all'indietro per Preatoni, quindi Varotto indietro per Androni, lancio in avanti a cercare ancora Preatoni, c'è la deviazione di Ogini, poi l'uscita di Borotto che frana addosso a Preatoni. Ogini ancora viene fermato, bravo Preatoni a ripartire, poi c'è un'altra spinta forse di Ogino e c'è un time out alla fine chiesto dalla panchina del Cosmos, che adesso pensa più a reclamare che a impartire ordini tecnici nei confronti dei giocatori in casacca bianca. Fasi confuse di gioco. Certo che il terzo gol del Padova forse ha spento definitivamente le ambizioni del Cosmos al suo debutto nel campionato di C1, ricordiamo, neopromossa quest'anno. Padova quindi che mancano ancora 8 minuti effettivi, ma presumibilmente possiamo dire porta a casa i primi punti di questo nuovo campionato di C1. Inizia bene il Padova, adesso proverà anche con il portiere di movimento il Cosmos nel tentativo di recuperare, anche se ci sembra
alquanto improbabile che in soli 8 minuti la formazione vicentina possa recuperare 3 gol di scarto. Attenzione intanto a Varotto, l'uscita di Parise che fa da portiere di movimento. Altra occasione quindi che sfuma per il Padova. Preatoni prova la conclusione, poi la porta è sguarnita perché tanto Parise e qui c'è un brutto intervento da parte di Freires che si becca anche la munizione. Intervento piuttosto rude di Freires su Varotto. Viene ammonito il numero 9 del Cosmos. Gioco ancora fermo, si deve anche intervenire per asciugare il parquet del Palagozzano. È tutto a posto, adesso si può ripartire con Carraro che si appresta ad effettuare questo calcio di punizione. Pallone per Preatoni che prova un dribbling e poi non trova lo spazio per andare alla conclusione. Ancora Preatoni va a chiudersi nell'angolo, pallone che viene quindi rimesso in gioco da parte dei giocatori del Cosmos con Parise che viene in avanti, prova la conclusione di sinistro e poi Androni che prova un rilancio immediato, pallone che tocca il soffitto del Palasport e quindi si riprenderà con una rimessa laterale ancora di Parise e quindi Oliviero. Pallone in mezzo per Battistella che da buona posizione non riesce a deviare in porta, poi c'è un intervento di Parise ancora su Carraro. Parise che viene anche ammonito e si arrabbia piuttosto vivacemente con l'arbitro Zorzi di Castelfranco. Partita adesso che è un po' accesa più che sul lato tecnico, sul lato agonistico. Ci sono anche interventi fuori misura. Siamo al 6° fallo e quindi tiro libero per il Padova che ha l'opportunità di arrotondare ancora con Alberto Grigio. Parte Grigio, esce il portiere Grigio e gol! Il gol di Alberto Grigio, 4-0 per il Padova in questo secondo tempo, 2 gol per tempo fin qui. Grigio che quindi sfrutta il tiro libero arrivato perché il Cosmos aveva commesso il suo 6° fallo e in questa occasione però Grigio è riuscito a trasformare il calcio piazzato, quindi 4-0 per il Padova. Ciames, poi c'è l'intervento che è risolutore di Guarise, poi Parise, ancora Guarise, quindi Battistella, poi pallone all'indietro ancora per Caffè Parise, pallone che supera la linea del metà campo e quindi su passaggio all'indietro e quindi intervengono gli arbitri e affidano la rimessa in gioco ancora alla formazione del Padova. 6 minuti e 40 al termine della partita.
Padova che è saldamente in vantaggio 4-0, risultato ormai acquisito, riteniamo. Dopo un po' di proteste si può ripartire. Carraro, Crepaldi, Preatoni, ancora Crepaldi, e quindi l'appoggio su Crepaldi da parte di Carraro che non riesce, è rimasto fermo Crepaldi in questa occasione. Guarise, Parise che appunto ricopre il ruolo di portiere di movimento in questo caso. Ancora Parise, facce confuse, il Cosmos sembra aver ormai abbandonato ogni speranza di riaprire il match. C'è il pallone che viene rinviato con Parise che lo controlla, lo dà a Freires, quindi Oliverio, ancora Parise. Siamo sempre lontani dalla porta, attenzione a Battistella, poi l'intervento di Androni, e Androni che prova il suo tiro a sorprendere Parise, che aveva abbandonato i pali ovviamente. Pallone che termina fuori di pochissimo. Ancora Freires, pallone che rimpalla su Carraro. Calcio d'angolo, pallone all'indietro, Guarise, Parise. Guarise. Ancora Guarise, Parise. Quindi Ciames, Preatoni. Ancora Ciames. Adesso è Guarise che prova il tiro, pallone ribattuto da Crepaldi. Battistella in avanti per Freires che controlla, recupera il pallone, mette in movimento Oliverio, indietro per Parise. Oliverio in mezzo, l'intercetto di Carraro con Ciames che prova ancora una volta da lontano. C'è la deviazione di Parise nettissima, gli arbitri dicono di no, dicono che si tratta di una rimessa dal fondo, ma era nettissima la deviazione di Parise sul tiro di Ciames. Androni può recuperare, quindi Crepaldi, scodella in avanti, peccato che il pallone esca oltre la linea laterale. (4:37) al termine. Padova sempre in vantaggio 4-0. Quindi Cosmos che prova a fare qualcosa, ma ormai gli spazi sono chiusi, ed eccolo qua Carraro, il gol! Eccolo qua il quinto gol di Carraro, che approfitta appunto dell'uscita di Parise come portiere di movimento, riconquista palla e mette dentro il quinto gol dalla lunga distanza. A 4 minuti dalla fine Carraro porta a 5 le reti del Padova, che adesso sta dilagando, e a questo punto abbandona anche l'idea del portiere di movimento. Il Cosmos toglie la maglia da portiere Parise, lo vedete proprio in questa occasione andare al tiro
5-0 quindi per il Padova, grazie alle reti di Vettore e Grigio nel primo tempo, Celin, Grigio e Carraro nella ripresa. Buon inizio quindi per la formazione bianco-scudata. Attenzione Oliverio va alla conclusione, pallone ribattuto da Crepaldi. Calcio d'angolo, Parise, Freires, tiro fiacco, Androni non ha problemi a controllare. Ancora una volta cadono nell'infrazione dei 4 secondi i giocatori del Cosmos, che ormai hanno abbandonato ogni velleità, hanno perso anche ogni schema di gioco, sembrano un po' allo sbando in questa fase di secondo tempo, a 3 minuti e mezzo dalla conclusione, ormai abbandonate ogni speranza di riaprire il match. La formazione del Cosmos si è lasciato andare anche a qualche gesto di nervosismo. C'è un time out chiesto dalla formazione vicentina, evidentemente il tecnico Farronato intende rimettere un po' d'ordine nella sua squadra. Si ritorna a giocare a 3 minuti e 38 dal termine. 5-0 il punteggio per il Padova, doppietta di Grigio e poi le altre reti di Vettore, Celin e Carraro. La rimessa è di Grigio, poi Carraro che viene attaccato, attenzione, ed è Crepaldi che ci mette una pezza. Crepaldi che ha indossato la maglia del portiere di movimento. Sul 5-0 anche il Padova si diverte a escogitare nuovi schemi. Era appena entrato Crepaldi con la maglia del portiere di movimento, poi è dovuto anche intervenire per una disattenzione difensiva dei giocatori del Padova. Il suo intervento è stato risolutore, ha evitato il gol del Cosmos. Parise, ancora Parise, intervento poi di Tebbai, è entrato adesso altro under della formazione di 9. E si riprova ancora con il portiere in movimento il Padova. Esce Androni, entra Crepaldi e c'è intanto un fallo, il 7º commesso dalla formazione del Cosmos, e quindi ne scaturisce un altro tiro libero per il Padova e sarà proprio Androni, che è uno specialista fra l'altro, Androni, nell'esecuzione del tiro libero. Anche l'anno scorso in un paio di occasioni ha avuto l'opportunità di andare in gol. È Androni che prende una lunghissima rincorsa. Parte Androni, parte il suo tiro, il palo di Androni. Poteva essere il 6º gol del Padova. Ben calciato questo tiro libero, pallone che si è però schiantato sul palo.
e quindi siamo a 3 minuti di gioco effettivo al termine. Risultato che rimane sul 5-0. Vediamo intanto che c'è un intervento del primo arbitro che va ad ammonire dalla parte opposta Crestani, perché era entrato in campo senza il suo consenso durante un cambio con Freires. Crestani è entrato anticipatamente e quindi è stato anche ammonito. Molto nervosismo tra le file del Cosmos. Carraro, la battuta per Paperini, poi Battistella, recupera Grigio. Padova che adesso gioca con la porta vuota perché Crepaldi, lo vedete, fa il portiere di movimento, poi Vettore e poi Paperini, il tiro viene respinto proprio sulla linea di porta da Parise. Ancora Carraro, quindi Paperini recupera però Vettore. Grigio fa girare palla, bene il Padova qui, e poi per Crepaldi che tenta il pallonetto, poi Paperini ancora, Padova in attacco con Vettore e adesso, potendo contare anche sull'uomo in più, Padova va vicinissimo al 6° gol. Carraro, quindi Crepaldi, Vettore, ancora Crepaldi, quindi Grigio, Paperini, c'è Vettore tutto solo in mezzo all'area, ha tentato di servirlo Paperini, nulla da fare, si riparte con un calcio d'angolo, 1 minuto e 58 al termine. Carraro, quindi Grigio, ancora Paperini, c'è Crepaldi adesso in mezzo e poi Grigio e poi c'è il gol di Mattia Vettore, doppietta anche per lui. Mattia Vettore, ottimo questo schema messo in atto dai giocatori del Padova, e quindi al 18° minuto arriva anche il 6° gol, ancora con Mattia Vettore. Padova quindi che arrotonda il risultato a 1 minuto e 40 dal termine. Punteggio tennistico questa sera qui al Palagozzano. Inizia nel migliore dei modi il campionato dei biancoscudati, che attenzione intanto a Grigio, il pallone che era buono ancora per Vettore, che non riesce nella deviazione finale, nel tocco sotto porta. Ormai Cosmos che ha abbandonato ogni velleità, sembrano anche un po' scoraggiati i giocatori del 9. Crepaldi, e quindi un Mattia Risi soddisfatto al termine di questo primo match del campionato di Serie C1. Presidentissimo che arriva proprio qui vicino alla nostra postazione, soddisfatto per i punti che questa sera il Padova porterà a casa nella partita d'esordio del nuovo campionato. Intanto è Crepaldi che recupera questo pallone per Vettore. Siamo a 30 secondi esatti dal termine. La rimessa in gioco del portiere Borotto, poi Crestani recupera, quindi Erzauri,
quindi ancora un tentativo da parte di El Zarzuri sul servizio di Tebbai. 16 secondi effettivi. Messa in gioco, vediamo che recupera ancora Mattia Vettori in contropiede, prova ad andarsene, viene fermato da Teddai. La rimessa ancora per Teddai, 7 secondi, 5 in questo momento, poi l'intervento di Oliverio e poi finisce la partita. Finisce qui, quindi Padova inizia alla grande il suo nuovo campionato di C1 al debutto qui al Palagozzano. Padova batte Cosmos 9 6-0, partita piacevole a lunghi tratti, poi è subentrato un po' di nervosismo soprattutto da parte della squadra vicentina, che ha dovuto quindi abbandonare ogni velleità. Ebbene, noi chiudiamo qui dal Palagozzano dandovi appuntamento ai prossimi incontri casalinghi del Padova Calcio a 5, con grandi ambizioni non solo di playoff ma magari anche qualcosa in più. Grazie a tutti, a risentirci alla prossima occasione su Calcio Padova TV.